Buongiorno, innanzitutto grazie dell'ospitalità da parte mia e di Davide Cassani qui all'Università di Udine, al corso di gestione del turismo culturale, degli eventi, la laurea magistrale. È un appuntamento così nato per caso, parlandone così tra me e Ludovico, noi abbiamo una lunga conoscenza con il dottor Rebaudo, essendo vecchissimi studenti di archeologia ben 30 anni fa, per cui insomma, e poi con profondi conoscitori dello sport, e quindi c'è sempre rimasto un legame nonostante le vite portino a peripezie varie. Lui ha continuato archeologia, io invece sono finita nel giornalismo sportivo. E quindi nasce così questa chiacchierata con Davide Cassani, che conosce bene il territorio del Friuli Venezia Giulia, delle salite dello Zoncolan, questa salita temutissima scoperta negli ultimi anni e che ha regalato grandissime soddisfazioni, perché, come si parlava prima, lo sport non è solo evento sportivo ma è anche turismo, è attrazione. Il ciclismo in particolare va sulle strade, porta la gente di notte sulle salite, l'attesa del veder passare la carovana di corridori, cioè è un evento, il passaggio di una tappa del Giro d'Italia è anche un evento emozionale, e quindi insomma parlare di sport in senso stretto a volte è limitativo, quindi si parla di sport, di emozione, di turismo e di territorio, perché il ciclismo significa anche conoscenza del territorio. Ovviamente siamo nel Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, il Friuli ovviamente ne ha una grande presenza, una grande testimonianza storica, così come una grande testimonianza storica, una presenza importante per quanto riguarda lo sport. E quindi questa è la piccolissima premessa iniziale. E quindi volevamo appunto ringraziare io e Davide dell'ospitalità, e come mi suggeriva la dottoressa Minguzzi, con la quale ci siamo un po' coordinati in questi giorni con il dottor Rebaudo, chiedevamo il saluto prima di Mara Mason, che è delegato al turismo del rettore, quindi semplicemente un saluto così di ospitalità anche. La ringrazio, effettivamente devo dire che partecipare anche, prima ho fatto la delegata allo sport, quindi Davide Cassani, sostanzialmente queste testimonianze che arrivano direttamente dal mondo sportivo e si inseriscono nel turismo, come giustamente ha detto lei, sono effettivamente valide per il nostro territorio, soprattutto la nostra montagna che ha anche bisogno di essere rivitalizzata con queste iniziative. Ho chiesto prima a Davide Cassani, fra le 1000 vittorie che ha, diciamo, conseguito, mi ha annoverato anche quella sul nostro territorio, nel nostro territorio montano, e quindi io spero che ci dia la soddisfazione anche di dircela lui personalmente, vissuta proprio sulle nostre salite. E quindi è con sommo piacere che porto i saluti del rettore in questo binomio sicuramente vincente, turismo-sport, che possono solo leggersi in chiave sinergica, e quindi lascio la parola volentieri a sentire la diretta testimonianza. Grazie. Grazie, ovviamente continuiamo con questi brevissimi interventi e chiediamo il saluto del dottor Andrea, professor Andrea Zannini, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e Patrimonio Culturale. Grazie a tutti, benvenuto Davide Cassani. Questo incontro aveva un titolo che avevo dato io, che giustamente hanno subito cancellato dai manifesti, era La terra dello Zoncolan, punto di domanda, e dopo c'era un sottotitolo ciclismo professionistico. Questo perché quando c'è stata offerta la possibilità di avere Davide Cassani ci è sembrata un'occasione ottima per fare un discorso un po' più generale e un po' meno improvvisato sul rapporto tra gli sport professionistici e il turismo in una regione come il Friuli Venezia Giulia, che corre il rischio di passare alle cronache solo quando c'è la salita dello Zoncolan o solo quando si riempie lo Zoncolan. Il Friuli, tra l'altro, voi sapete, è testimone del primo caso di tappa postmoderna, cioè di una tappa che non è mai stata salita e che tutti conoscono, che è quella del Crostis, e ciò nonostante, secondo me, anche dal punto di vista della promozione turistica, ci sono milioni di cose da fare. A me è capitato quest'estate che ero sotto Ravascletto
e sono fermati sotto un temporale, sono fermati due ragazzi che venivano dalla Slovenia, che volevano andare a fare il crostis, non c'era neanche un cartello. Come per dire che per cambiarsi a Sutrio o per cambiarsi in cima allo Zoncolan, adesso glielo dico a lui che è l'ultima persona a cui bisogna dirglielo, non c'è neanche un gabbiotto per cambiarsi. Punto a capo. E turismo in montagna, parliamo della montagna, vuol dire tante cose, vuol dire per esempio non far correre le moto da trial sugli stessi posti dove corrono le mountain bike, vuol dire non far correre le mountain bike gli stessi posti dove corrono, dove vanno gli escursionisti nei sentieri, cioè c'è un discorso di sostenibilità che è fondamentale per lo sviluppo turistico, perché tutti sono in grado di promuovere a parole lo sviluppo turistico. Faccio un altro esempio, la famosa ciclabile da Tarvisio a Grado, che è, penso, potenzialmente uno degli itinerari più belli storicamente che ci siano. Adesso quella tra Dobbiaco e Lienz è diventata ormai una meta di turismo globale, però detto fra di noi il paesaggio non è granché, soprattutto quando entra nella gola. Noi qui avremo delle potenzialità enormi e ragionavamo l'altro giorno, non sappiamo nemmeno da quante persone sia percorsa. Quindi quando noi parliamo di turismo e di ciclismo coinvolgiamo tutta una serie di questioni che non riguardano solo genericamente lo sport, la gestione del territorio, ma che riguardano per esempio il rapporto che ha chi viene da fuori con il territorio. È un rapporto basato solo sulla fruizione, è un rapporto basato anche sulla conoscenza. Ecco, quindi all'interno di questo quadro di problemi ci è sembrato estremamente stimolante avere qua Davide Cassani, che da un po' di tempo con la sua professione conosce, viaggia e ragiona su queste cose. All'interno soprattutto del nuovo corso che abbiamo attivato di gestione del turismo culturale e degli eventi. Devo dire che io in un primo momento, Michela Mason lo sa, avevo puntato molto per esempio sul turismo sportivo, perché io credo che questa regione, innanzitutto mancano corsi di formazione sul turismo sportivo e poi in questa regione ci sono delle grandi potenzialità. Noi abbiamo voluto lanciare questo corso perché una delle esigenze che ci viene dappertutto dal mondo produttivo è che mancano quadri di livello intermedio e superiore per la gestione del turismo culturale. Dopo potremmo dire che cos'è il turismo culturale, secondo me è qualsiasi cosa che ha a che fare col turismo, però qui entreremo in altro campo. Io la ringrazio Cassani per la sua disponibilità e per la sua cortesia, ringrazio la dottoressa Ruggero e auguro a tutti un buon pomeriggio. Grazie intanto, ha centrato benissimo l'argomento il dottor Zanini, effettivamente turismo, cultura, sport sono un connubio davvero eccezionale e vincente per qualunque tipo di regione d'Italia. Ora la parola alla dottoressa Minguzzi che ha un po' coordinato in questi giorni questo evento. Buonasera a tutti, un rapido saluto come coordinatore o coordinatrice a seconda delle scuole di pensiero del corso di laurea in gestione dei beni culturali e degli eventi. Come ha detto il professor Zannini, questo corso di laurea magistrale nasce proprio nel nostro intento dalla necessità di creare figure di riferimento per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale in senso turistico, e come patrimonio culturale intendiamo tutto quello che, secondo quello che dice anche il codice, tutto quello che riguarda le opere dell'uomo. Quindi il patrimonio culturale come valore per la promozione turistica, e tra il nostro patrimonio culturale c'è sicuramente lo sport che può essere, che deve essere anche il primo biglietto da visita di un territorio, è la prima cosa che attraverso lo sport si conosce di un territorio, perché lo sport raggiunge qualsiasi persona a seconda degli interessi che uno ha, ma nessuno di noi è esente da in qualche interesse sportivo.
Quindi questo è il primo incontro che noi facciamo come laurea magistrale nell'ambito del turismo sportivo, che è una parte dei programmi della nostra laurea magistrale. Sono molto felice che proprio si possa iniziare con Davide Cassani, che ha fatto anche con la sua professione è un testimone di comunicazione, di come si fa comunicazione di un territorio attraverso lo sport. Grazie a tutti e grazie agli ospiti. La ringrazio, professoressa. Comunque basti solo ricordare che l'evento più seguito a livello mondiale per quanto riguarda il mondo delle televisioni sono le Olimpiadi, quindi è un evento sportivo, ovviamente con origini greche, per cui insomma ci riallacciamo sempre al mondo classico legato anche allo sport, quindi insomma sono argomenti che non passano mai di moda, lasciatemi passare il termine. E l'ultimo intervento di saluto la dottoressa Alice Venaruzzo, responsabile dell'Outdoor Bike Promoturismo FVG, alla quale il dottor Zanini ha chiesto dei cartelli. Buongiorno, anzi buonasera, grazie per l'invito. Porto i saluti del direttore generale di Promoturismo FVG, il dottor Marco Tullio Petrangelo, che purtroppo a causa di un impegno pregresso non ha potuto essere qui, ma ha mandato me come referente per il prodotto outdoor e in generale, più in particolare del prodotto bike. Sì, volentieri i cartelli, cercherò di fare leva al servizio infrastrutture della regione che effettivamente si occupa proprio della tabellazione della nostra rete ciclabile di interesse regionale. Quindi ecco, dunque io ho colto da questi primi interventi innanzitutto anche la necessità di conoscere i passaggi della ciclovia Alpe Adria, che al 20 settembre erano 50.000 a Ponte di Muro e 62.000 a Resiutta. Sì, la ciclovia Alpe Adria effettivamente è un po' il fiore all'occhiello della nostra rete ciclabile di interesse regionale, un po' il biglietto da visita che noi come Promoturismo FVG portiamo a tutte le fiere, a tutti gli eventi cui prendiamo parte, ed è effettivamente uno dei prodotti maggiormente richiesti da parte degli operatori internazionali. È stata premiata nel 2015 a Amsterdam come miglior ciclovia d'Europa e nel 2016 a Verona Cosmobike come miglior ciclovia d'Italia, quindi sicuramente è una bellissima esperienza per chi vuole fare un viaggio in bicicletta. Ha alcuni aspetti migliorabili che verranno migliorati, ma non è l'unica. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione che effettivamente offre tutto quello che un cicloturista può voler fare in bicicletta, e in questo io lancio un po' una sfida: definire che cos'è un cicloturista, perché in effetti il punto di partenza per definire una strategia turistica che si basi sul turismo in bicicletta, quindi sull'esperienza della fruizione del territorio in bicicletta, parte proprio dall'analisi delle esigenze del target. E per quanto riguarda il cicloturismo stiamo parlando di un target innanzitutto con un potenziale molto molto ampio, ma con una segmentazione al suo interno altrettanto variegata, perché il cicloturista è sicuramente quello che ha preso la bicicletta come parte fondamentale del proprio stile di vita e quindi la sua naturale evoluzione sono le vacanze in bicicletta. Il cicloturista è lo sportivo, come l'ospite d'onore di oggi, che vuole inseguire le mete famose, cimentarsi nello scalare appunto le vette più importanti, fare fatica fisica e psicologica, ma il cicloturista è anche quello che magari durante l'anno la bicicletta neanche la guarda. Quindi stiamo parlando effettivamente di un modo diverso di vivere un territorio in cui magari io ci vado con una motivazione di viaggio che non è quella del cicloturismo. Io vado a fare una vacanza al mare, vado a fare una vacanza culturale, vado a fare un weekend di scoperta dei gusti di un territorio, ma se io ho una destinazione che mi offre le infrastrutture, che mi offre i percorsi, che mi offre i servizi, io posso diventare un cicloturista. Quindi da questo punto di vista in realtà stiamo parlando di un target che è molto, ma molto più ampio di quello che noi ci possiamo immaginare, perché chiunque può diventare un cicloturista, magari inizialmente occasionale, poi invece scoprire, grazie anche alla presenza delle e-bike, alla presenza insomma di strumenti che magari aiutano i meno sportivi, i meno fit, a scoprire il territorio in bicicletta. Quindi questa secondo me è la vera sfida, ampliare il concetto di cicloturismo, renderlo accessibile a tutti, perché effettivamente i benefici di un tipo di vacanza come questa sono molteplici, sicuramente a livello economico,
perché di solito il cicloturista è uno dei turisti che lascia di più su un territorio, ma anche a livello ambientale, a livello di emissioni di CO2, a livello quindi di sostenibilità, a livello anche di traffico, a livello di stress per tutti, perché meno macchine in circolazione fanno bene a tutti quanti, anche in termini proprio di stress. Quindi sicuramente uno degli aspetti più importanti è pensare a come declinare il territorio che si presta già per sua natura all'interesse dei cicloturisti, ma ampliare la tipologia di esperienza in bicicletta rendendola accessibile a tutti. Ecco, questa è una sfida secondo me molto molto interessante. Grazie per l'attenzione. La ringraziamo e proprio l'altro giorno Davide Cassani a Milano ha preso la bicicletta e ha verificato quanto tempo ci impiegava da una parte all'altra di una zona di Milano rispetto ad esempio a prendere la metro, per cui insomma la bicicletta anche come mezzo decisamente più veloce e soprattutto ecosostenibile. Ora passerei la parola al dottor Ludovico Rebaudo, che è docente di archeologia, che così illustra un po' il motivo anche di questo evento. Bene, sì. In realtà io non ho nulla da illustrare. Fra tutti coloro che sono qui sono quello che c'è, come dire, più abusivamente, no? Nel senso che alla fine soltanto come appassionato. Due cose devo dire. Tina ha presentato tutti coloro che hanno preso parte all'evento, forse allora è il caso, visto che non poteva farlo da sola, di comunicare che proprio oggi in diretta, mentre ero con lei che stavamo aspettando Davide Cassani, è arrivata la comunicazione del CONI che è stata scelta e verrà premiata come migliore giornalista sportiva dell'anno per il Veneto. E un'altra cosa, io devo dire anche un'altra piccolissima cosa, alla fine poi l'idea di questo è venuta perché una volta lei mi stava dando un passaggio e siccome col Bluetooth si vede chi telefona è comparsa la scritta Davide Cassani. Allora io ho provato a chiedere se sarebbe stato disponibile a venire a parlare qua. Non immaginavo che chi ha così tanto da fare avrebbe accettato, invece ha accettato immediatamente. Io devo dire una cosa, cioè che la mia idea era quella inizialmente non soltanto di parlare di sport e turismo, ma anche di parlare di sport all'università, cioè mostrare che è possibile parlare di sport all'università dove quello che conta è soprattutto il come se ne parla. Lo sport è spesso motivo di aggressività e di discussione e che in realtà se si parla di sport nel giusto modo e con i giusti interlocutori, anche l'università è un luogo per parlare di sport. Comunque io adesso taccio, noi abbiamo concordato questo, no? E cioè cercando di usare lo sport e gli eventi sportivi come uno strumento fondamentale di promozione del territorio. E ultimamente, come dire, è un argomento critico se lo sport è un biglietto da visita di un territorio o, come dire, anche di una società civile. Per esempio a livello calcistico abbiamo appena fornito un straordinario biglietto da visita, mi pare, a livello mondiale. Credo che la cosa giusta da fare sia prima di tutto parlare di sport, cioè prima di tutto parlare di come le palestre sportive rappresentate dalle grandi montagne del Friuli sono state vissute a livello della più alta competizione sportiva, cioè del Giro d'Italia. Quindi partiamo con un piccolo filmato che ha come protagonista proprio Davide Cassani e che è stato anche visualizzato quasi 400.000 volte su YouTube, che quindi dà un'idea anche delle potenzialità comunicative di questo aspetto, e dopodiché faremo una chiacchierata cominciando a parlare di quello che sulle salite friulane è accaduto durante le grandi competizioni, nessuno può farlo meglio di lui, credo, e dopodiché anche come da questo queste salite possano diventare un biglietto da visita, un'immagine per il Friuli, affiancandosi a quello che
a livello internazionale credo sia ancora purtroppo, sotto certi aspetti purtroppo, il brand di maggiore notorietà del Friuli, che è l'Udinese. Non perché il calcio non sia in qualche modo negativo, ma perché certamente ci sono altre eccellenze sportive che potrebbero essere almeno altrettante conosciute. Tappa numero 17, da Lienz allo Zoncolan. 146 km, non sono tanti, ma sono durissimi, soprattutto gli ultimi 10. Prima però bisogna affrontare il passo Croce Comelico, dopo 42 km, una salita lunga ma pedalabile. Poi, a 30 km dall'arrivo, a Comelians, c'è un'altra salita, corta ma durissima. 10% di pendenza media, sono 3,5 km. Bisogna arrivare a Tualis. Discesa, bella, e poi Ovaro. E a quel punto cominciano i dolori. Zoncolan, la salita più dura, una salita terribile, e non esagero. I primi 1500 metri sono tosti, ma le pendenze non superano il 10%. Aliaris a destra, poi ci sono 500 metri pianeggianti. A quel punto la strada si restringe e diventa un muro. È mostruosa. Qui dovranno salire con un 36-27 e forse non è sufficiente. Sono 6 chilometri con una pendenza media del 15%. Alcuni tratti sfiorano i 20. A 2 chilometri dall'arrivo finisce il tratto più difficile. Quinto, sesto e settimo chilometro sono disumani. Monte Vergine, Santuario Madonna della Guardia, Genova, Santuario di Europa. Qua il santuario non c'è, ma qualcuno la Madonna la vede. All'ultimo chilometro la prima delle 3 gallerie. Le pendenze lì sono accessibili, 2, 3, 4%. È cementato il fondo, quindi è molto scorrevole. L'ultima finisce a 600 metri dal traguardo. 4 tornanti per arrivare qua su in cima, pendenze 10%. Ma ormai la salita è finita, finalmente. Sono i 45-50 minuti più lunghi del Giro d'Italia. È la salita più dura d'Europa, basta dire questo. Beh, innanzitutto complimenti a Davide per la fatica, perché Davide le salite le fa sempre, altrimenti non manterrebbe un fisico così. E volevo solo però salutare. Allora, vedo Roberto Bressan, che è il responsabile del Cycling Team Friuli. Volevo un applauso perché è una delle più importanti squadre di ciclismo a livello giovanile per quanto riguarda la categoria degli elite, degli under 23. Addirittura ha portato un corridore friulano quest'anno a passare al professionismo in una squadra World Tour, per cui insomma vedremo un corridore friulano svettare, speriamo, in qualche gara di livello internazionale importantissima. E i colleghi giornalisti, e volevo un piccolo saluto da parte di Antonio Simeoli, che ha scritto proprio un libro sullo Zoncolan, del responsabile delle pagine sportive del Messaggero Veneto, un collega, un amico, per cui insomma, che segue il Giro d'Italia, quindi insomma le salite le conosce, e lo Zoncolan in particolare. Un saluto veloce. Bressan ha dato, come Cassani sa, e lo conosce bene, Matteo Fabbro al mondo del professionismo, e noi che siamo un po' anche tifosi gli auguriamo di vincere sullo Zoncolan, perché il fisico ce l'ha, per cui potrebbe essere anche questo. Gli aneddoti che vi racconterà Cassani servono a farvi capire che ritengo, l'avevamo scritto 4 anni fa, ormai credo che non sia cambiato molto, ritengo che una montagna come questa sia il veicolo, dovrebbe essere il veicolo principale per il turismo di una regione, per rilanciarsi e farsi conoscere in tutto il mondo. Non fosse altro perché il record di ascolti della RAI al Giro d'Italia degli ultimi in assoluto risale al
giorno in cui Basso staccò Evans e vinse nel 2010. Sono 4,5 Cassani c'era, milioni di persone incollate alla TV. Infatti è il Giro d'Italia che chiede di venire a fare lo Zoncolan, non il contrario. Basterebbe per spiegare tante cose. Se Davide inizia a raccontare quando venne a fare lo Zoncolan in agosto del 2004 con Guidolin e il povero Franco Ballerini, poi andate via dalla commozione. Grazie. Ti ringraziamo e nel frattempo abbiamo visto arrivare anche Matteo Fabbro, l'abbiamo appena nominato. Davide, cosa dici? Facciamo un saluto a Matteo e poi lasciamo la parola a te. Matteo è arrivato proprio giusto dentro il tempo massimo. Lo stavamo nominando, Matteo Fabbro, se vieni qua fai semplicemente un saluto così ti possono vedere, è considerato uno dei migliori giovani scalatori, innanzitutto a livello italiano, ma speriamo passa professionista con un team World Tour, con la Katiuscia, uno dei migliori scalatori, rientrato dalle vacanze, passato bene le ferie, sì. E quindi inizia la preparazione, corre con una squadra World Tour, per cui insomma speriamo vederlo sulle salite più impegnative. Lo Zoncolan l'hai fatto tantissime volte anche come allenamento. Sì, ringrazio tutti e un saluto a tutti quanti e insomma, che dire, speriamo bene. Guardiamo Matteo Fabbro. In bocca al lupo, complimenti, grazie per la presenza. E ora che il microfono... Tocca a me? Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Non vorrei annoiarvi e quindi eventualmente se affrontiamo certi argomenti in compagnia penso che sia più interessante. Intanto mi presento perché non tutti mi conoscono. Io appunto sono Davide Cassani, ho quasi 57 anni, sono romagnolo di Faenza e devo dire che il ciclismo l'ho vissuto e lo sto vivendo a 360 gradi perché nella mia vita ho pedalato, ho scritto, ho parlato per lavoro. Ho pedalato per circa 800.000 km nella mia vita perché ho cominciato a 14 anni e non ho ancora smesso. Sono un ex professionista, l'ho fatto per 15 anni, ho partecipato a 12 Giri d'Italia, 9 Tour de France, 9 campionati del mondo. Dopo il mio primo ciclo di vita, concluso nel 1995, ho cominciato il mio secondo periodo che mi ha portato per 18 anni a raccontare il ciclismo in televisione come commentatore tecnico. Nel frattempo comunque, nonostante io non sia riuscito ad laurearmi, nonostante sono uscito dalla scuola di maturità con 37 sessantesimi, sono ragioniere e non ho mai studiato in vita mia anche se sono andato a scuola, però alla fine comunque quando ho lasciato la scuola ho comunque cercato di recuperare, di rimediare a tal punto che nonostante in italiano avessi sempre nel primo quadrimestre un bel 4 allo scritto e 6 all'orale, che poi diventava 6 alla fine dell'anno scolastico, sono riuscito a scrivere 2 libri, un centinaio di articoli, quindi anch'io sono quasi un collega di Tina perché alla fine quando ho qualcosa da scrivere mi piace farlo e qui appunto potrei parlare della passione che a volte ti porta a fare certe cose che ritieni che siano molto molto difficili e poi adesso sono addirittura commissario tecnico della nazionale di ciclismo, lo sono da 4 anni, coordinatore generale di tutte le nazionali e quindi per dirvi che lo sport, che in questo caso il ciclismo, mi ha dato la possibilità di realizzare un sogno e soprattutto di fare di una passione un lavoro. Ho fatto, come vi dicevo, 800.000 km e la bicicletta mi ha permesso di conoscere e di scoprire il mondo. La prima volta che ho preso una bicicletta e mi sono allontanato da casa mi sono sentito grande. Io che abitavo a Solarolo, a 5 km dalla via Emilia, quindi vedevo le colline in lontananza. La prima volta che sono riuscito da tutto solo a superare la via Emilia e raggiungere quelle montagne che mi sembravano così lontane,
ho capito cosa vuol dire andare alla scoperta del mondo, anche se per il momento il mio mondo era lì, no? Ad un tiro di schioppo, e ho pedalato in Australia, in Colombia, in America, in tante parti del mondo, e devo dire che la bicicletta mi ha dato la possibilità di andare veramente alla scoperta di un qualcosa che era molto lontano da me. E alla fine appunto ho fatto anche del ciclismo un modo per fare turismo. Alla fine qui parliamo di turismo. Il ciclismo turistico in questo momento possiamo dire che è di moda. Io arrivo da una regione che è stata la prima a credere in un turismo sportivo. La Riviera Romagnola era famosa per le spiagge, non sicuramente per la bellezza del mare, che voi tra l'altro conoscete perché anche noi siamo vicini, siamo vicini di casa, nel senso che siamo comunque sullo stesso mare. E devo dire che in questi anni più o meno il giro d'affari del cicloturismo nella Riviera Romagnola è di 28 milioni di euro. Ci sono 300.000 presenze che arrivano solamente dalle persone che vanno in bicicletta, il 50%, il 60% di queste presenze arriva dall'estero. In Italia ci sono 70 alberghi che si sono associati, hanno creato un consorzio che si chiama Bike Hotels, solamente a Riccione ce ne sono 11 e il 40% delle loro presenze arrivano dai ciclisti. E se fino a qualche anno fa il turismo marittimo poteva accontentare gli albergatori perché c'era la possibilità di fare 3 o 4 mesi ad alti livelli, adesso non è più così, ma grazie al cicloturismo questi alberghi riescono a lavorare dal mese di marzo al mese di settembre, metà ottobre, lasciando naturalmente i mesi di giugno, luglio, agosto al turismo balneare, ma trasferendo tutti gli altri mesi ad un'altra possibilità, che è quella proprio di ospitare i cicloturisti. E questo ha creato anche indotto dalle guide, ogni albergo ha un paio di guide che sono delle persone che per lavoro accompagnano questi tedeschi, questi belgi, questi svedesi, questi norvegesi in giro per le colline romagnole, poi massaggiatori meccanici e quant'altro. Noi tra l'altro come nazionale italiana ci siamo appoggiati a questi bike hotels e anche noi sfruttiamo queste strutture per organizzare stage dove abbiamo la possibilità di conoscere, di testare ragazzi juniores e under 23, e quindi per dirvi quanto è diventato importante il turismo sportivo e nel mio caso il turismo ciclistico. Io tra l'altro quando correvo, quindi nel secolo scorso, 94-95, in inverno cercavo luoghi ideali per pedalare su strade ben asfaltate, in luoghi dove ci fosse poco traffico, con temperature gradevoli, e ho scoperto le Canarie. E mi sono talmente piaciute che da 20 anni accompagno 100-150 persone per 2 settimane a pedalare su queste strade. E quindi per dirvi che cosa vuol dire a volte lo sport abbinato al turismo. E tornando agli eventi, no? Anche gli eventi danno la possibilità di conoscere e di sfruttare territori, no? Io, tornando sempre alla mia regione, alla Romagna, sono cresciuto conoscendo questa Gran Fondo. La Gran Fondo è una manifestazione tipo le maratone, quindi aperta a tutti, agli amatori. La Nove Colli, che si svolge a Cesenatico da 48 anni, richiama 12.000 persone. 15 giorni fa hanno aperto le iscrizioni, perché alla fine appunto c'è un numero chiuso che in questo caso è appunto di 12.000 persone, e hanno messo in vendita, hanno comunque consegnato i primi 10.000 pettorali che sono stati bruciati in 3 minuti e 58 secondi. E questo ha permesso a Cesenatico di farsi scoprire o conoscere ancora di più, ha permesso ad una cittadina balneare come Cesenatico di avere per una settimana gli alberghi pieni nel mese di maggio, perché la Nove Colli si svolge nel mese di maggio, e ha comunque creato quell'indotto di cui vi ho parlato prima.
Io il Friuli l'ho scoperto invece nel 1979, sempre grazie naturalmente a una corsa in bicicletta. Io avevo 18 anni e sono venuto a fare la Udine-Forni di Sopra, ho dei ricordi indelebili di quella corsa perché il primo giorno c'era un prologo proprio qui a Udine dove arrivai quinto e il secondo giorno c'era la tappa da Udine a Forni di Sopra. E la vinsi, andai in fuga negli ultimi 30-40 km da solo e riuscì a tagliare il traguardo a braccia alzate. Il giorno dopo c'era l'ultima tappa da Forni di Sopra a Udine ed ero talmente sicuro di me che nonostante avessi la maglia di leader attaccai, nell'ultima salita andai letteralmente in crisi, mi staccarono 5-6 corridori e naturalmente persi la corsa. E quindi, però comunque mi ricordo benissimo quel giorno perché poi alle premiazioni c'era un grande corridore friulano del passato di nome Cottur che nonostante io non avessi vinto, nonostante fosse arrivato quinto in classifica, quando ci furono le premiazioni venne da me e mi disse: tu sei un corridore, secondo me diventerai qualcuno. Io rimasi sorpreso da quella formazione anche perché tutti mi dicevano, io non lo conoscevo, tutti mi dicevano che era stato un grande campione della Willier Triestina, colui che tagliò per primo il traguardo nella tappa di Trieste nel 1946, quando Trieste era in una situazione molto difficile, molto critica. Tra l'altro in quel 1946 la maglia rosa ce l'aveva un corridore di Faenza, Vittor Telli, che tra l'altro è scomparso proprio pochi mesi fa. E poi ho scoperto lo Zoncolan. Zoncolan, prima Antonio ha parlato di quella scalata del 2004, era il 2 agosto del 2004, e bisogna dire che uno degli scopritori dello Zoncolan, Enzo Cairano, è stato colui che ha dato la possibilità a questa salita di entrare nel Giro d'Italia, di diventare una delle salite conosciute più dure in Europa e una delle più temute e anche una delle più ambite, perché alla fine chi riesce ad arrivare in cima allo Zoncolan in bicicletta senza mettere piede a terra è considerato un corridore nel vero senso della parola. Ma uno che la scoprì prima di tutti gli altri, Antonio, poi se sbaglio mi correggi, è stato Guidolin, il mister dell'Udinese. E quando era proprio allenatore dell'Udinese, probabilmente anche lui sentì parlare di questa mitica salita e fu uno dei primi a scalarla, fu uno dei primi a parlare di questa terribile montagna, ed è per questo motivo che poi Enzo Cainero e altri cercarono in tutte le maniere di sistemare questa salita per dare la possibilità al Giro d'Italia di arrivare lassù in cima. Infatti anche il Kaiser, no? Quindi lo stadio, perché quando esci da quei 3 tunnel, da quelle 3 gallerie, ci sono questi ultimi 600 metri ed è uno stadio naturale che tutte le volte che siamo arrivati lassù era sempre gremito di gente ed era uno spettacolo inimitabile ed era veramente uno spot per lo Zoncolan, ma soprattutto uno spot per il ciclismo. Prima volta il Giro d'Italia è arrivato non lassù in cima, ma un po' prima, salendo dal versante di Sutrio, con le donne, col ciclismo femminile, vinse Fabiana Luperini, mi sembra che fosse il 97-98. E poi siamo arrivati nel 2003, lassù in cima, sempre dal versante di Sutrio, perché sono 3 i versanti, mi hanno detto, io ne conosco 2, Sutrio e Ovaro. Sutrio, salita facile per una decina di chilometri, e poi gli ultimi 3 terribili con pendenze che arrivano anche al 26-27%. E poi quello veramente diabolico, Ovaro, 10 km al 12%, con quei 5 km che hanno una pendenza media del 15%. Prima avete visto, ecco qui, questa è una salita che ho fatto insieme a Boglia e con Ivan Basso, siamo nel 2007, ed è stata una delle giornate in cui ho fatto più fatica in vita mia, perché Ivan naturalmente era un professionista, correva nel Discovery Channel e io fare riprese, fare tutta la salita, ogni tanto dovevo dire all'operatore stacca, fammi recuperare perché altrimenti non ce la faccio più. E siamo arrivati nel 2003, vinse Gilberto Simoni e dovete sapere che in quel giorno arrivò quinto Marco Pantani, è stato l'ultimo piazzamento di Marco
Pantani tra i primi 5 in una corsa, anche perché poi non riuscì a fare nient'altro, finito quel Giro d'Italia non corse più e morì l'anno dopo nel 2004. Riuscirono poi a sistemare il versante di Ovaro, sistemarono le gallerie e rifecero l'asfalto e siamo arrivati su in cima allo Zoncolan nel 2007. Vinse ancora Gilberto Simoni, corridore trentino, che arrivò con Piepoli, suo compagno di squadra, e poi è stata molto bella anche la tappa del 2010, quando ci fu la vittoria di Ivan Basso alla ricerca disperata della maglia rosa, che non riuscì a conquistare quel giorno, ma poi riuscì a conquistare la maglia rosa qualche giorno dopo e vincere il suo secondo Giro d'Italia. Siamo arrivati nel 2011, vinse uno spagnolo, Igor Anton, nel 2014 e ci torneremo l'anno prossimo nel 2018. Giro d'Italia, avete parlato di territorio, avete parlato di tutto ciò che serve per promuovere il territorio. Dovete sapere che il Giro d'Italia è nato grazie ai giornalisti, grazie ai giornali. L'Auto in Francia, che si inventò il Tour de France nel 1903, è stata la prima corsa a tappe ed è anche per questo motivo che è la più famosa. In Italia invece il Giro d'Italia lo organizzarono quelli della Gazzetta dello Sport. E quindi le corse in bicicletta sono nate per dare rilevanza, per vendere i giornali, sono stati i giornalisti ad inventarsi il ciclismo, ma oggigiorno il Giro d'Italia è soprattutto, oltre che un evento sportivo, che naturalmente è uno tra i più seguiti soprattutto in Europa, perché il Giro d'Italia è seguito non solamente dai corridori, da chi ama il ciclismo, ma anche da una popolazione che è più a 360 gradi. Ma il Giro d'Italia adesso è richiesto dalle regioni, è richiesto dalle città, è richiesto da tanti, perché promuove il territorio, perché alla fine è uno spot televisivo straordinario, è uno sport che non è racchiuso in un palazzetto, non è dentro uno stadio di calcio, ma è sulle strade e c'è sempre questa telecamera. Oggi più di ieri, perché se fino a qualche anno fa la televisione trasmetteva gli ultimi 50 km, adesso ci sono tappe che vengono trasmesse dal primo all'ultimo chilometro. Ed è anche per questo motivo che tanta gente segue il ciclismo, perché non vede solamente una corsa in bicicletta, ma tutto quello che c'è attorno ad una corsa in bicicletta. E ci sono tante persone, donne comprese, che sono ammirate da questo, anche perché solitamente il Giro d'Italia non è che percorre le stesse strade, non è che come in Italia c'è Venezia, c'è Torino, c'è Milano, c'è Firenze, c'è Roma. Il Giro d'Italia ti permette di andare alla scoperta di tutte le bellezze che ci sono, e in Italia di bellezze ce ne sono tante. Io stesso, che come dicevo prima di per chilometri ne ho fatti tanti, sono sempre incuriosito. Oggi sinceramente più di quando correvo in bicicletta sono incuriosito da tutto quello che io vedo quando pedalo in bicicletta. E tra l'altro, quando uno pedala ha la possibilità di entrare nell'ambiente, di viverlo appieno, di respirare l'aria che c'è, e l'aria è differente in ogni posto in cui voi passate, e quindi proprio per questo motivo c'è la voglia da parte delle amministrazioni, delle regioni e dei comuni di ospitare il Giro d'Italia. Perché è un modo per farsi conoscere, e se oggigiorno lo Zoncolan è così famoso, tra i ciclisti tutti sanno cos'è e chi è lo Zoncolan, proprio è perché viene fatto il Giro d'Italia, perché comunque è una cassa di risonanza straordinaria, e quindi tutti vogliono emulare il Simoni, l'Ivan Basso, e cercare di andare a percorrere quel tratto di strada o quella salita. Ed è per questo motivo che secondo me il ciclismo parliamo di Zoncolan, ma il Friuli Venezia Giulia, ricordiamolo, è anche una terra di cerniera tra l'Austria, la Slovenia, la Croazia, per cui insomma verso l'est è una terra di confine, e quindi il ciclismo è uno sport che non ha confini, perché ti ritrovi a fare lo Zoncolan e pochi chilometri dopo ti ritrovi in Austria. Ma non c'è solo lo Zoncolan, il Matajur, lo Jof di Montasio, il Crostis, cioè le montagne fanno il ciclismo. Sì, il ciclismo
non potrebbe esistere senza montagne. Voi dovete sapere che, come dicevo prima, il Tour de France è nato nel 1903 e nel 1909 gli organizzatori non sapevano come fare per rendere questa corsa più bella, più difficile, più appassionante e si inventarono le montagne, quelle vere, i Pirenei. Dovete sapere che Desgranges, il grande patron del Tour de France, era anche un po' cinico, no? Dovete sapere che nel 1930, nei primi anni del 1930, vietò l'uso del cambio, perché in quegli anni le biciclette avevano solamente un rapporto, anzi, sono arrivato a un certo punto che avevano un rapporto, una corona da una parte e una corona dall'altra, e prima della salita giravano la ruota perché naturalmente una corona era più piccola, l'altra era un po' più grande, quindi un po' più agile, quindi potevano fare questa salita con un rapporto leggermente più agile, quindi più facile per scalare. Lui vietò l'uso del cambio perché disse troppo facile fare le salite col cambio, era in effetti un po' cinico. Ma tornando a Desgranges, un suo collaboratore venne spedito sui Pirenei proprio perché stavano cercando in tutte le maniere di trovare qualcosa per, dicevo prima, rendere il tour più bello, più appassionante, più difficile. Questo giornalista lussemburghese si recò nella zona di Lourdes, quindi proprio sui Pirenei, per andare a scoprire una delle salite che in quegli anni era già famosa, il Tourmalet. No? Già il nome, Tourmalet, Giro Maledetto. No? Quindi lui cominciò questa scalata, naturalmente a piedi con una macchina e poi a piedi, perché la neve non diede la possibilità a questo giornalista di arrivare fino in cima. Arrivò la notte, lui salì tutto solo a piedi questa montagna, rischiò di morire perché alla fine restò solo, non c'era assolutamente niente perché era il mese di novembre, riuscì comunque la mattina dopo a rientrare dove c'era vita, dove c'erano persone, e riuscì a telegrafare al giornale scrivendo: questa salita si può fare. E arrivarono le montagne, arrivarono i Pirenei. Nel 1910 al Giro di Francia fecero una tappa di 290 km con salite come l'Aubisque, il Tourmalet, l'Aspen e il Périssourdre, che vi garantisco ancora oggi con queste biciclette e con l'asfalto sono durissime. Io non so come abbiano fatto in quegli anni, infatti la Pizza, che era un grande campione di quell'epoca, a metà del Tourmalet, quando incrociò uno degli organizzatori, gli disse: "Vous êtes des assassins", siete degli assassini. E quindi il ciclismo è montagna, infatti anche per quanto riguarda il Giro d'Italia sono famose la salita del Pordoi, del Sella, dello Stelvio e oggigiorno del Mortirolo, e l'ultima grande sorpresa o comunque scoperta del Giro d'Italia è stato lo Zoncolan. Una mia curiosità, stiamo guardando tutti, non so, io sto guardando molto incuriosito, non so gli altri, però i numeri che si vedono in questo momento qui, mentre voi state salendo, a me sembrano spaventosi, cioè vedo pendenze 19%, e se quella che vedo è la potenza che occorre per salirla, come fa una persona normale a esprimere 859 watt di potenza? Come fa un cicloturista a salire una cosa di questo genere? Sono veri, infatti mi sto anch'io ancora adesso, me lo chiedo come facevo, no? Quindi sono passati 10 anni, perché comunque ero abbastanza allenato e l'unico inghippo che sono riuscito a ottenere è che ogni tanto facevamo delle soste, ma te l'ho detto che è stata una giornata più difficile della mia vita. Sai, quando ero professionista percorrevo circa 38-39 mila chilometri all'anno, vuol dire che facevo un giro del mondo ogni 12 mesi e ero molto più giovane rispetto di adesso, e se ero professionista, no, vuol dire che comunque qualche numero ce l'avevo, e quindi alla fine comunque riesco ancora oggi a divertirmi andando in bicicletta. Adesso sono un cicloturista, sono una persona che sfrutto questa mia passione per andare alla scoperta del mondo più di qualche anno fa. Infatti 3 anni fa sono andato a farmi il Crocodile Trophy, una corsa nel deserto australiano, e mi sono divertito un sacco perché
perché avevo un numero sulla schiena, ma non è che guardassi il tempo, guardavo soprattutto quello che mi circondava. E quindi alla fine è una questione di allenamento. Il bello della bicicletta, tornando appunto alla questione del turismo, o la possibilità di attraverso lo sport andare alla scoperta del mondo e dei territori, è che con un minimo di allenamento tu puoi fare 70, 80, anche 100 km, perché a differenza della corsa a piedi, con una bicicletta puoi anche andare piano e con un minimo di allenamento riesci, non dico lo zoncolan perché lo zoncolan è una roba davvero per gente allenata, no? Però comunque in certi percorsi li puoi fare anche con un minimo allenamento, e quindi il ciclismo è bello anche per questo. Infatti adesso c'è anche il ciclismo enogastronomico, quindi usi la bicicletta per mangiare di più e bene, o bere di più e bene, quindi la possibilità di andare a visitare cantine, a vedere e a testare dei ristoranti sfruttando la bicicletta. E quindi dal momento che non ti senti in colpa perché comunque qualche caloria la bruci, certo, hai la possibilità di godere un po' di più di tutto il buono e il bello che ti può dare la vita. E tornando al Crostis, vedi, prima l'ha detto, avete citato del Crostis, no? È l'unica salita che è passata alla storia e famosa, anche se non è mai stata affrontata, perché io l'ho fatta ed è una salita bellissima, soprattutto l'altipiano che uno trova lassù in cima, no? È uno spettacolo davvero inimitabile, con questa strada sterrata o comunque non asfaltata, questa discesa molto molto difficile. Il problema qual è stato? Che 2 giorni prima un po' i corridori, quando sono venuti a sapere di questa pericolosità, ma soprattutto che il fatto che le ammiraglie non potevano seguire i corridori per la difficoltà e tutto questo, si rifiutarono di farla, e quindi nonostante l'organizzazione, come al solito al top qui in Friuli, avesse messo a disposizione qualsiasi cosa, avessero rifatto gli asfalti, quel giorno il Crostis non fu fatto. Però ancora oggi si parla di quel Crostis che non è stato scalato, però tanti amatori riescono, anzi vogliono farlo, proprio perché arrivare in cima non è facile, ma lassù in cima ci sono questi 7-8 km di pianura, di falsopiano, che sono fantastici. E quindi anche in questo caso il Giro d'Italia è stato famoso perché è stato ha fatto da cassa di risonanza per un qualcosa di sconosciuto ai più. Proprio sempre vedendo questi numeri, quando si scala una montagna di questo tipo e quando durante una grande competizione non si è fra i primi, che cosa si prova? Quali sono le sensazioni che si vivono? Ma sai, io sono sensazioni che vi posso raccontare benissimo, perché ho quasi sempre vissuto questa situazione. Io vi dicevo che ho fatto 12 Giri d'Italia, ho fatto 9 Tour de France. L'ultimo mio tour che ho fatto nel 95 sono stato veramente all'altezza della situazione, perché sono arrivato a Parigi terzultimo. E so cosa vuol dire quando sei a 10, 15, 20, 25, 30 minuti dai primi, quando tu prendi la bicicletta alla partenza e ti rendi immediatamente conto che quel giorno non ce n'è, quel giorno non ce la fai. Ed è comunque il tuo compito, il tuo obiettivo di portare quella bicicletta al traguardo. Quando non hai nessuna possibilità, nessuna ambizione, sai benissimo che non puoi aiutare un tuo compagno e non puoi vincere la corsa, e ti trovi in grande difficoltà perché non hai lo stimolo, non hai quella grinta che è necessaria, e soprattutto la fatica. Già te ne rendi conto tante volte alla mattina, perché il brutto del ciclismo, o il bello, è che comunque fino a quando tu non prendi la bicicletta, fin quando non fai i primi chilometri, non sai che giornata sarà, perché tutti i giorni sono diversi, non sono uguali, perché un giorno puoi andare fortissimo e nello stesso tempo puoi andare molto molto piano. Io ho sempre, tra parentesi, invidiato i corridori da corsa a tappe, perché questi tutti i giorni vanno forti, tutti i giorni sono davanti. Io avevo giornate che stavo bene, ho vinto
per caso comunque 2 tappe al Giro d'Italia, e ci sono invece giorni che non vai avanti, e quindi ti fai prendere dallo sconforto, e quindi ti viene voglia di ritirarti, ma il ritiro è una sconfitta, e quindi devi cercare di tenere duro, e quindi cerchi di stare col gruppetto, cerchi di arrivare in cima alla salita, non pensi che davanti hai 150, 180, 200 km e che hai 4.500, 5.000 metri di livello, pensi a quella salita, di arrivare in cima, ti godi la discesa, cerchi di mangiare, cerchi di trovare quelle energie che non sai di avere, poi comunque le trovi, e quando arrivi al traguardo, anche se arrivi a 30-40 minuti dal primo, sei contento perché comunque non ti sei ritirato, e questo ti fortifica. E io sono talmente diventato forte che ancora adesso, quando sono in difficoltà, penso a quelle fatiche che ho fatto da giovane. Volevamo sapere se ci sono anche delle domande dal pubblico, degli interventi, qualcuno che ha desiderio. Sappiamo che il direttore va in bicicletta. No, niente. Ci ha raggiunta questa voce nemmeno da casa all'università. Da casa all'università no, io facevo un altro sport, l'alpinismo, che si avvicina molto. Ecco, allora volevo chiederle questo. Ho sentito della proposta di chiudere la strada da Canazei al Passo Sella. L'hanno fatto tutti i giovedì, ecco. tutti i giovedì di quest'estate. Cosa ne pensa e come vede in termini allora, vedi, non solo turistici? Anche in questo caso, prima ho parlato della Nove Colli, un altro caso da analizzare è quello della Maratona delle Dolomiti. La Maratona delle Dolomiti è una gran fondo che viene fatta da 21 anni a Corvara, in Val Badia. Si sono inventati questa corsa e anche in questo caso c'è il numero chiuso di 9.000-9.500 partenti. Ci sono dei bilanci da milioni e milioni di euro. Allora, la richiesta l'anno scorso è stata fatta da 35.000 cicloamatori, cicloturisti, e ne hanno presi 9.000. Io da quando aprono le iscrizioni a un mese prima della Gran Fondo riceverò un centinaio di telefonate per avere una raccomandazione, per avere un pettorale, ma dato che questi sono tedeschi, ladini, non se ne parla. Puoi anche essere il Presidente della Repubblica, ma i numeri sono quelli e vengono dati per merito o per estrazione, no? E in questo caso cosa hanno fatto? Tra l'altro vendono i pettorali anche vendendoti il pacchetto con 4-5 notti che devi fare per partecipare alla Maratona delle Dolomiti. Per dirvi appunto che Val Badia ha creato un indotto straordinario grazie alle biciclette, ma qual è il problema? Che quando tu vai in bicicletta ti piace, godi quando non senti la moto, non senti l'auto e c'è il silenzio e senti solamente il respiro, il tuo respiro e senti il sudore che ti scende dalla fronte. E proprio per questo motivo si sono inventati quelli della Val Badia, o comunque del comprensorio dei 4 passi, quindi Pordoi, Campolongo, Sella e Gardena. Si sono inventate 2 giornate ecologiche, 2 giornate in cui questi 4 passi vengono chiusi al traffico, e quindi per 6 o 7 ore c'è la possibilità di fare questi 4 passi solo in bicicletta. In un primo tempo, naturalmente, tutti coloro che erano del territorio si sono un po' lamentati, hanno detto: ma come, chiudiamo il traffico, la gente non può venire, e si sono resi conto che invece ha avuto un ritorno economico straordinario, a tal punto che in queste giornate hanno contato 40-45.000 presenze di persone che prendevano la macchina, andavano nei pressi di questi 4 passi per fare 50 km in bicicletta senza macchine. Da quest'anno il Passo Sella ha chiuso il giovedì solamente per i corridori. Vuol dire che è un qualcosa che forse penalizza
un certo turismo, ma come ho sentito prima il ciclismo è comunque un cliente che lascia qualcosa nel territorio, perché si ferma a dormire, perché si ferma al bar, perché ha bisogno di bere, di mangiare, è differente rispetto al motociclista che tante volte passa e non lascia nulla. E quindi penso che questa sia una bella iniziativa, a tal punto talmente bella che appunto verrà riproposta. Ecco, al direttore del Dipartimento, diciamo, il ciclismo è sempre una grande famiglia e quando chiama raccolta sono più o meno sempre tutti presenti. Facciamo così un intervento a gamba tesa, l'abbiamo appena visto arrivare, Luca Gialanella, che è il responsabile della pagina del ciclismo della Gazzetta dello Sport. Tra l'altro è goriziano, quindi stavamo parlando, ovviamente Luca è già a conoscenza di tutto, parliamo di Zoncolan. Stiamo parlando di turismo, promozione del turismo, di salite. Che cos'è lo Zoncolan? Cosa sono le salite per il ciclismo? Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, grazie ancora di questo invito. Lo Zoncolan dal punto di vista del ciclismo e del Giro d'Italia forse è la più grande novità che il Giro d'Italia abbia presentato negli ultimi 15 anni. Dopo il Mortirolo è arrivato il Zoncolan. Dopo il Mortirolo è collocato in Valtellina, in una zona completamente diversa, e io stesso che sono cresciuto a Gorizia faticavo a identificare lo Zoncolan, che tra l'altro si trova in una zona della Carnia veramente, veramente povera anche dal punto di vista economico, no? Perché è comunque una zona particolarmente difficile. E lo Zoncolan si è trasformato dal 2002-2003 in uno straordinario veicolo di promozione turistica, perché tante volte ne abbiamo parlato anche con Enzo Cainero di questo. Come all'estero ci sono decine di migliaia di ciclamatori che si recano nei luoghi iconici delle montagne, delle salite più importanti della Francia, per esempio, no? Che d'estate diventano, e non solo d'estate, un luogo veramente di ritrovo e portatori soprattutto di economia per il territorio. Lo Zoncolan si sta trasformando in qualcosa del genere, perché sta portando conoscenza, sta portando visibilità. Il catino dello Zoncolan in cima equivale quasi a uno stadio di San Siro per quanto riguarda il numero delle persone che ci possano essere, e l'uscita dalle 3 gallerie, che lo sguardo che spazia sulla parte finale dello Zoncolan, è una delle cartoline più significative della storia recente del Giro d'Italia, che tornerà sullo Zoncolan il prossimo anno, nel 2018, e quindi darà un senso importante, perché voi ne avete già parlato. Il ciclismo forse è uno degli sport che ha dei moltiplicatori economici di redistribuzione sul territorio dal punto di vista economico più elevati. Vi faccio un esempio che per chi è appassionato di ciclismo identifica immediatamente. Anno 2010 la Liquigas, che è la squadra più importante che c'è in Italia, schiera al Giro d'Italia Ivan Basso e Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali è un ragazzino di 24 anni, Basso il capitano affermato. Sul traguardo finale di Verona vince Ivan Basso, Nibali è terzo. Ebbene, quella squadra che investì circa 10 milioni di euro sull'attività agonistica, alla fine dell'anno porterà a casa una esposizione pubblicitaria pari a 4 volte l'investimento iniziale. L'hanno detto anche quelli della GDSR qualche mese fa, ho letto esatto. Quindi questo vuol dire che un euro investito nel ciclismo a livello agonistico genera un ritorno almeno di 4 volte superiore. Il ciclismo, come ho sentito adesso di cui stavate parlando, è veramente uno straordinario strumento di economia vitale per il territorio, proprio perché poi la gente rimane sul territorio. Il ciclismo, la lentezza del ciclismo è un elemento vitale per chi di questo territorio vive sulla base appunto dell'economia. Per cui lo Zoncolan è stata veramente una grandissima scoperta del Giro, soprattutto perché in una zona un po' marginale rispetto ai grandi scenari dolomitici o alpini, sia delle Alpi occidentali sia delle Alpi piemontesi o lombarde o la Valtellina,
e si è imposta come una delle salite più dure d'Europa, che rappresenta veramente qualcosa di particolare proprio dal punto di vista economico, ed è importante anche l'assenza diventa elemento di presenza, si dice spesso, per cui non presentare tutti gli anni una salita come lo Zoncolan. Lo Zoncolan è qualcosa di veramente straordinario, per cui va centellinato, e il prossimo anno ritorna dopo qualche anno di assenza, come è giusto che sia, perché come le grandi cose uno le deve vivere e deve consumarsi anche nell'attesa dell'evento stesso e di questa montagna. Tra l'altro, appunto, volevo anche eventualmente confrontarmi con te, con voi. Ci sono delle testimonianze, degli esempi che sono straordinari. Prendete l'Alpe d'Huez in Francia. L'Alpe d'Huez ha fatto in modo che il ciclismo, che quella salita sia diventata meta turistica per milioni di persone. La prima volta è stata affrontata nel 1952, vinse un certo Fausto Coppi, e dal 1970 in poi, non dico tutti gli anni, ma tanti anni, il Tour è arrivato lassù in cima, e tutte le volte che il Tour arriva lassù è uno stadio a cielo aperto, ci sono centinaia di migliaia di persone. E ogni volta che io sono salito sull'Alpe d'Huez, ci sono andato anche con Francesco Guidolin, sempre per fare questa collana di grandi salite, no? Tu ci vai il sabato, la domenica, il lunedì, il martedì, ci vai in qualsiasi giornata della settimana, nei mesi estivi, e ci sono almeno 4-5 fotografi che sono lì a 1, 2, 3 km dal traguardo per farti la foto, darti il biglietto da visita che poi vai a ritirarla. Gli olandesi l'hanno presa d'assalto e sono quei fenomeni che difficilmente spiegabili, ma per dirvi che cosa vuol dire una manifestazione sportiva, in questo caso ciclistica, e che cosa può portare ad un territorio. Ma è la stessa cosa che è successo poi alla Zoncolan, perché alla fine, se andiamo a vedere, no, il Giro d'Italia ci è arrivato 5 volte, 6 volte, ed è diventata la meta ambita da tutti coloro che cominciano ad andare in bicicletta. È come per dire, uno che comincia a correre a piedi e vuole fare una maratona, cosa pensa? Alla maratona di New York. Ecco, uno quando comincia ad andare in bicicletta, se deve pensare a una salita, pensa o al Mortirolo o alla Zoncolan. E quindi pensate tutto l'indotto che c'è in questo, perché alla fine appunto è una zona, no, tra virgolette povera, nel senso che non ci sono alberghi 5 stelle, 6 stelle, c'è un territorio che è straordinario nella sua semplicità, nel suo modo di essere, e quindi tu quando senti parlare di Zoncolan, vai sullo Zoncolan o lo vedi in televisione, ti viene voglia di andarlo a fare, ed è quello che succede, è quello che è successo allo Zoncolan, quello che è successo al Mortirolo o quello che è successo alle Dolomiti quando sono state scoperte non dagli sciatori ma dai ciclisti. Solo una domanda che rivolgo sia a Cassani sia a Ranella. Allora, le grandi salite come lo Zoncolan, diciamo, in qualche misura si impongono da soli per le difficoltà, però forse sono anche legate, ci vuole fortuna per così dire, a imprese individuali che in qualche modo possano diventare leggenda e mito. Allora, io, così da appassionato, ho una memoria di molti anni fa, però mi pare di ricordare una tappa al Tour de France, forse del 93, in cui Chiappucci fece 4 colli da sole, poi vinse... 92. 92 in sì, cui... perché io sono arrivato con 38 minuti di ritardo. La famosa fuga di Chiappucci che arrivò al Sestriere dopo aver fatto 4 colli da solo, e fra l'altro io ricordo anche, ho seguito, quella era una delle prime tappe che venivano date interamente dall'inizio alla fine. Io quel giorno, allora facevo il professore a scuola, ma avevo il giorno libero, l'ho potuta seguire tutta, e ricordo anche l'aspetto epico del fatto che lui ad un certo punto nell'ultima salita era stato quasi preso da Indurain, no? Indurain è arrivato a 40 secondi, poi a un certo punto anche Indurain ha finito la benzina e poi è arrivato in fondo con 1 minuto e 25, che non è stato sufficiente. Secondo arrivò Vona, poi c'erano Bugno e Indurain. Ecco, quelle imprese,
insomma, io lo ricordo questo a distanza di 20 anni, abbondanti, 25 anni da quel momento. Se capitano queste imprese, questo ha un effetto di moltiplicazione, immagino, sulla... Ma sicuro, però vedi, alla fine, no? Se noi parliamo di... perché sai, Friuli Venezia Giulia non è solamente Zoncolan, no? Quindi c'era questo rischio, ma se noi andiamo a vedere anche le piste ciclabili, no? Io ho sempre sentito parlare di questa pista ciclabile sul Danubio, soprattutto da Passau a Vienna, 300 km, dove ci sono alberghi, dove ci sono noleggio di biciclette, dove ci sono milioni di persone che si spostano per andare a fare questa ciclabile. Abbiamo parlato della Dobbiaco-Lienza, che non è niente di che, però ti viene voglia di farla, e quindi anche qui in una pista ciclabile, no, può darti un ritorno straordinario, perché tanta gente oggigiorno vuole andare in vacanza, vuole muoversi, vuole fare qualcosa di utile, vuole divertirsi. Se fino a 20 anni fa la vacanza al mare era ombrellone e sdraio, adesso non è più così, hai bisogno di dare più possibilità a colui che viene, e quindi alla fine anche adesso fortunatamente questo governo ha stanziato 450 milioni per migliorare, per ampliare il parco delle piste ciclabili, anche perché una Venezia-Torino-Vento, no? una ciclabile di 600 km sul Po costa... questi 600 km costano più o meno come 3 km di un'autostrada, e pensate qual è il ritorno se riescono, e appunto adesso i soldi ci sono per farla, per mettere in piedi una ciclabile sul Po, così come altre ciclabili. Anche per dirvi, noi siamo partiti col Giro d'Italia su una ex ferrovia, no? A Sanremo, da Arma di Taggia a Sanremo, che è una opera bellissima, dove tanta gente riesce a sfruttarla andando in bicicletta, e per dirvi che alla fine appunto ci sono varie possibilità, non c'è solo lo Zoncolan, perché alla fine con lo Zoncolan hai la possibilità di trovare anche risorse per fare una ciclabile, e quella ciclabile ti permette comunque di spostarti, di andare al mare, cioè è tutto ripeto a cascata, tutta una serie di cose che invogliano la gente a scegliere un territorio piuttosto che un altro. Ecco, c'è una signora dal pubblico, non la conosco, una studentessa. Buongiorno. Allora abbiamo detto che il Giro d'Italia, lo Zoncolan servono per promuovere, no, il territorio. Benvengano queste iniziative e benvenga anche il ritorno del Giro d'Italia sullo Zoncolan, che francamente mancava, onestamente, anche se l'abitudine poi fa perdere quello spirito, così, però ci mancava. Però io chiedo, noi adesso il prossimo Giro d'Italia parte da Gerusalemme. Vogliamo promuovere il territorio, vogliamo promuovere l'Italia, perché poi il ciclista, il turista rimanga sul territorio. Non mi risulta che il Giro di Spagna o il Tour de France partano. No, quest'anno prossimo, il 2018, uno parte da Malaga, quello della Vuelta spagnola, e quello di Francia, non ricordo esattamente da dove parte. Però noi partiamo da Gerusalemme. Siamo d'accordo, va bene far conoscere l'Italia, però cosa Però diciamo? ti posso dire una cosa, no? Io sono di quelli che anch'io da italiano mi piacerebbe che il Giro partisse tutti gli anni dall'Italia e fosse tutti gli anni in Italia, però posso dirti una cosa, che il Giro d'Italia ha bisogno di ritornare in quel posizionamento che aveva fino a 20 anni fa, quando era un po' più vicino al Tour de France, e l'unica possibilità che abbiamo è quella di rendere più famoso il Giro d'Italia nel mondo. Se noi partiamo da Gerusalemme è comunque un evento a dir poco straordinario, e quindi io credo che una partenza da Gerusalemme possa dare la possibilità al Giro d'Italia, al brand Giro d'Italia, di farsi conoscere nel mondo. In questa maniera c'è la possibilità che qualche nazione in più acquisti i diritti, acquistando i diritti i corridori e le squadre sono più invogliate a venire al Giro d'Italia. Se ci sono più squadre, soprattutto c'è una qualità migliore, no? La gente lo segue di più, e quindi è tutto un vortice
codice positivo che ti porta ad avere una corsa molto più importante vista da ogni parte del mondo, e quindi negli anni, ok, abbiamo sacrificato 3 tappe a Gerusalemme all'estero, però abbiamo guadagnato che ci sarà più gente che vede il Giro d'Italia, più gente che vede i nostri territori, quindi con la possibilità che gli stranieri con più voglia abbiano desiderio di venire in Italia. Ecco, scusa, abbiamo Luca Giovanella, la Gazzetta organizza il Giro d'Italia, chi meglio può spiegarci questo? Allora, per riprendere brevemente quello che dicevate prima, montagne, personaggi, identificazione, mito che identifica per sempre quel luogo. Lo Stelvio, Fausto Coppi, 1953, quella famosa foto con la scritta "Viva Fausto" nella neve, è un'icona anche questa del ciclismo, perché il ciclismo vive di memoria e vive di miti, guai se lo dimentichiamo. Forse più di altri sport il ciclismo potrà sopravvivere più a lungo proprio per questo motivo qui, perché la memoria di grandi imprese, di grandi personaggi, di grandi luoghi, l'Alpe d'Huez, lo Stelvio, la Cuneo Pinerolo per quanto riguarda, ma per esempio la cronometro di Piazza San Marco di Venezia fatta da Torriani, collegando con dei ponti di barche i canali di Venezia, qualcosa che uno dice è impossibile fare una corsa di ciclismo a Venezia. No, basta usare un po' il cervello. Per cui questo è lo scenario su cui dobbiamo lavorare. Partenza da Israele, da Gerusalemme, è qualcosa che colloca il Giro d'Italia in una non più in una il Giro d'Italia per me non è mai stata una corsa di ciclismo. Forse l'aspetto agonistico negli ultimi anni, non dico che passa in secondo piano, però il sistema paese deve apprezzare sempre di più un evento che è un evento culturale, un evento di costume, gastronomico. Il Giro è stato uno straordinario filo rosa che veramente ha unito l'Italia, no? Perché quando ricordiamo che a Pieris nel 1946 il Giro d'Italia venne fermato dalle fucilate dei partigiani contro il Giro d'Italia, con il gruppo che arriva a Trieste con Couture, questo dà l'idea, in quel momento il Giro non è più una corsa ciclistica, il Giro veramente è un simbolo di italianità, di identità. Tutte le grandi corse a tappe c'è una grandissima lotta per averle come partenza nelle proprie nazioni. Lo stesso, la Francia, il Tour de France che è partito dalla Gran Bretagna nel 2014 con una straordinaria presenza di pubblico che ha fatto impallidire, io c'ero perché quello era il Giro di Vincenzo Nibali in maglia gialla, ha fatto impallidire il ritorno del Tour in Francia nella prima tappa francese, per quanti milioni di britannici c'erano sulle strade. Perché questo? Perché in quel momento la Gran Bretagna era la nazione che aveva investito di più sulla bicicletta come mobilità sociale, come benessere, come piste ciclabili, come mobilità urbana. Il Giro da questo punto di vista non fa eccezione, nel senso che comunque, a parte l'aspetto agonistico, a parte l'aspetto culturale, c'è un aspetto economico che è inutile, di cui lo mettiamo in secondo piano. L'aspetto economico è fondamentale e la partenza da Gerusalemme ha uno straordinario impatto di carattere mondiale, perché lasciamo sullo sfondo i problemi di carattere politico, Israele, palestinesi, zone occupate o non, perché altrimenti andiamo fuori strada. Sappiamo benissimo in che zona del mondo si va, sappiamo benissimo quelli che sono anche i rischi di quello al quale potrebbe andare incontro il Giro se ci fosse un peggioramento dello scenario internazionale nei mesi precedenti. Bisogna portare una carovana di 2500 persone dall'Italia in Israele, con un ponte aereo, un ponte navale che durerà 3-4 giorni. Da un lato si incontrano sempre due esigenze. Da un lato l'esigenza del luogo che vuole la partenza di una grande corsa a tappe, perché soltanto i grandi giri, e qui soltanto io direi 2 grandi corse a tappe che sono il Giro e il Tour, perché la Vuelta
onestamente è a un livello inferiore rispetto alle prime due, possano garantire per quel luogo, per quella nazione, per quel posto una straordinaria vetrina di pubblicità. Le immagini del Giro del Tour vanno in 190 paesi del mondo, i diritti sono venduti più o meno a cifre diverse, però in tutti e 5 continenti la corsa viene vista. Il Giro da questa scelta, che è una scelta molto coraggiosa, ripeto, perché siamo quasi ai limiti del possibile per quanto riguarda il problema legato alla fisiologia dei corridori, perché comunque teniamo conto che questi corridori devono fare 4 ore di volo, arrivare in Italia e poi il giorno dopo si riparte, quindi non è che facciamo una passeggiata normale. Mai una corsa a tappe era partita fuori dall'Europa. Israele è il posto più vicino, diciamo, da questo punto di vista. Secondo me nell'arco di qualche anno i paesi del Nord Africa, soprattutto zone, mi riferisco al Marocco piuttosto che alla Tunisia, ma anche l'Egitto ha una tradizione ciclistica non secondaria, farebbero carte false per avere la partenza di un grande giro. Come in tutte le cose si incontrano la domanda e l'offerta, nel senso che noi abbiamo ogni anno varie possibilità di partenza dall'estero. Praga è una capitale che ha chiesto più volte la partenza del Giro d'Italia, Cracovia e Varsavia, la Polonia, hanno una nazione molto ciclistica, hanno sul piatto già un'offerta per la partenza del Giro d'Italia. Negli anni scorsi addirittura si era parlato anche di New York e di Washington, che Giappone. Il Giappone è qualcosa di onestamente logisticamente molto difficile, perché ci sono comunque un problema di fuso orario che sconvolgerebbe completamente l'aspetto della corsa. Ecco, secondo me bisogna mantenere un giusto comunque equilibrio tra quelle che sono le esigenze economiche, perché le cifre che l'estero è disposto a investire, considerando tutti i problemi e i costi logistici, bisogna portare 2500 persone, bisogna portare le biciclette, bisogna portare le ammiraglie, i pullman, i bus in Israele, ci vuole un giusto equilibrio tra questi due aspetti, però è una tendenza che vedrete nell'arco degli anni aumenterà sempre di più, perché comunque sono eventi che radunano decine di milioni di persone sulle strade, e questo vuol dire alla fine ritorno sul territorio, perché quando hai 2 milioni, 3 milioni di persone a Utrecht in Olanda per la partenza del Tour de France, vuol dire che queste persone devono dormire, mangiare, comprano, c'è un merchandising e la vendita dei gadget che hanno delle cifre non secondarie. Hai parlato di Londra, no? Per dirvi appunto alla fine come è tutto collegato, no? Londra, la Gran Bretagna ha sfruttato il Tour de France per lanciare un messaggio, per parlare della bicicletta, anche per parlare di mobilità, no? Dovete sapere che Londra da qui al 2022 investirà 150 milioni di sterline per la bicicletta, per la mobilità. Per dirvi, no, che cosa muove e appunto quali sono anche appunto le sinergie fra i vari campi, no, dal turismo alla mobilità. Ecco, io adesso affiderei le conclusioni al professor Zannini e alla dottoressa Minguzzi. Soprattutto da questo incontro nasce l'esigenza, l'idea di creare questo, chiamiamolo, nuovo corso di laurea proprio sulla gestione sportiva del territorio, gestione turistico-sportiva del territorio. Cioè possiamo dire che Davide sta tenendo a battesimo un'idea importante per il Friuli. No, non se la caverà con così poco, perché adesso che l'abbiamo conosciuto cercheremo di invitarlo ancora, soprattutto se daremo un taglio ulteriore verso il turismo sportivo. Però lo Zoncolan non lo faccio più. Non lo faccio più. Allora non lo faccio neanche io. Lo faccio da Sutrio. Ah sì, beh certo. Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Veramente è stato un piacere averla qua. Grazie a Tina Ruggeri che ha organizzato tutto.
diciamo che le prospettive che sono state anche solamente accennate in questo pomeriggio sono di grandissimo interesse, quindi abbiamo molto da lavorare, abbiamo molte cose belle da fare, quindi penso sia la maniera migliore per lasciarci. Auguri per la nazionale. Ecco, io appunto gli auguri vorrei qui adesso appunto avete un ragazzino come Matteo Fabbro che è molto bravo, è stato anche sfortunato perché quest'anno tutte le volte che doveva combinare qualcosa è andato per terra e si rompeva sempre, e spero che adesso le clavicole le abbia sistemate e che abbia trovato quell'equilibrio, no? Che gli dia la possibilità di togliersi quelle soddisfazioni e di conquistare quelle vittorie che secondo me sono raggiungibili, perché è un ragazzino che è stato seguito molto bene da Roberto Bressan, che tra l'altro è stato anche il mio compagno di squadra diversi anni fa, abbiamo fatto anche un Tour de France insieme nel 1985, il mio primo Tour de France, e quindi anche questo è un ragazzino friulano, come hai detto tu, è stato uno dei più bravi quest'anno, nonostante la sfortuna è riuscito comunque ad avere la fiducia di una squadra come la Catiuscia, è stato uno dei pochi che poteva scegliere tra le squadre World Tour. Le squadre World Tour sono le squadre più importanti, e quindi adesso dovrà un po' imparare il russo, però sono convinto che i russi imparano l'italiano esatto, più che parlare dovrà pedalare, e come avete visto parla poco ma pedala bene. Ecco, diciamo che è stato veramente un bel pomeriggio. Davide Cassani ricorda sempre i suoi aneddoti, diciamo che da studentessa di storia greca e archeologia, con Ludovico che lo portavo alle prime corse ciclistiche 30 anni fa, mi diceva: ma dove mi porti a vedere? Alla fine è arrivato il connubio archeologia e ciclismo che porta ad uno sviluppo, alla conoscenza del territorio, degli scavi archeologici, passando in bicicletta, così come delle chiese, del patrimonio culturale e anche dello sport e dell'agonismo. Quindi insomma credo sia una delle migliori sintesi che si possano definire oggi. Cosa dice? Suggeriamo alla Gazzetta di far partire una tappa del Giro d'Italia da Aquileia, magari nell'anno in cui da Aquileia, insomma, scattano i 100 anni dell'anno in cui da Aquileia è partito il treno che ha portato il Milite Ignoto fino a Roma. Bene, grazie a Davide.